Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blucelesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Buona serata a tutti, eccoci qua in diretta dagli studi di Via Oslavia per raccontarvi questa partita tra Lecco e Novara, qui con mister Giulio Invernizzi. Ciao Giulio. Ciao Stefano, ciao a tutti. Ciao Fausto Riva in regia che ci accompagna come ogni avventura bluceleste e tra poco ci colleghiamo con i nostri inviati, con Albino Alborghetti che è allo stadio Riga Monticelli in questa fredda, ma non freddissima a dir la verità come nei giorni scorsi, probabilmente serata, anche se a Riga Monticelli non è mai bello a quest'ora stare in tribuna. Ci colleghiamo con Albino che ci darà un po' le ultime. Intanto andiamo a leggere le formazioni di questo Lecco Novara, 23esima giornata di campionato, direi partita di un'importanza ormai come tutte quelle del Lecco capitale, perché c'è solo un punto tra la formazione di Volpe e la zona play-out. Le scelte del mister, le vediamo anche in grafica con Fausto che subito demanda. Furlan, Martic, Marrone, Polito, difesa che ho un po' i brividi a pronunciare, più che altro perché Marrone che ritorna, Polito e Martic appena arrivati dal mercato, tutto un po' nuovo da oliare. Grassini e Critta sugli esterni, Ionita, Marino e Frigerio, centrocampo preferito a Galli che va in panchina. Mendoza, una maglia da titolare per il buon Mendoza, che farà là davanti da spalla al buon vecchio Sipos. Risponde il Novara di mister Giacomo Gattuso con Minelli, Cannavaro, Lorenzini e Cailoti in difesa. Speculare più o meno il 3-5-2 per le due squadre, Donadio con Agemang sugli esterni, Calcagni, Ranieri e Basso a centrocampo, Morosini in appoggio a Ongaro. 12 gol in 2-6 ciascuno per i due attaccanti del Novara. La terna arbitrale Gioele Jacobellis di Pisa, Federico Fratello di Latina, Davide Merciari di Rimini e il quarto uomo Alessandro Dallagà della sezione AIA di Rovigo. Fausto, vediamo se c'è Albino. Allora andiamo da Albino allo stadio. Ciao Albino. Ciao Stefano. Ciao, tutto bene? Sì, bene, direi che a parte la temperatura che è leggermente frizzantina, direi freschetto mi sa, Riga Monticelli. Sì, ci mantiene giovani, dai. Sì, non vi invidiamo io e mister Invernizzi e Fausto che siamo qui a raccontare questo Lecco Novara. Albino, mi senti? No. Ho l'idea che lo abbiamo perso Albino il collegamento, vediamo se c'è il tempo di richiamarlo. Fausto adesso provvede, prima di entrare nel vivo con il mister di questa partita. Ti chiedo così subito a bruciapelo, ti convince la scelta di Volpe? Pronti via subito in campo tutti di nuovo? La difesa, non ti dico la verità, non lo so, perché Marrone che rientra, che non gioca da tanto, 4 mesi. Marrone sappiamo non è un giocatore veloce. Martic l'abbiamo visto, anche lui è un giocatore molto perché lento, è grosso anche, no? Molto strutturato, molto lento. Polito non mi è piaciuto neanche un po', senza tanto girare anche incertezza di troppo, e troviamo due attaccanti importanti, perciò vediamo. Forse abbiamo ancora Albino, mi senti? Assolutamente. Ecco, allora ti dicevo, questo Lecco Novara che ovviamente è sempre una partita come tutte queste dei blucelesti dopo questo periodo assolutamente negativo di importanza capitale, perché arriva poi una squadra comunque in salute, il Novara, una squadra forte. E ti convincono le scelte di mister Volpe? Molti, insomma, i nuovi subito dentro, compreso poi Marrone che rientra dopo tanto tempo. Probabilmente se hanno fatto questo tipo di scelte, se non è un pazzo, si sarà reso conto in settimana chi era più o meno pronto e chi era più o meno utilizzabile, credo. Cioè non saprei dirti se è una scelta oculata, una scelta emotiva o altro, perché ripeto, quello che fa l'allenatore in settimana noi non lo vediamo e quindi certo, come vede lui i giocatori non lo sappiamo, per cui diventa difficile dare delle opinioni. Assolutamente, è chiaro che noi ci attacchiamo un po' a tutto adesso in questo periodo perché non sappiamo più che pesci pigliare dopo questo periodo lungo, negativo, in cui Lecco sta facendo tanta fatica. Se posso permettermi, sì, ci sono una cosa da fare in situazioni come queste: buttare il cuore oltre l'ostacolo, giocarsela alla morte e basta. Ma io ti faccio una domanda un po' provocatoria, caro Albino. Secondo te questa squadra, al di là dei nuovi che non li conosciamo bene, ce l'ha nel DNA questa possibilità
questa capacità? Allora, potrebbe essere che quelli che sono rimasti, che i vecchi, che sono probabilmente quelli più validi, parlo di Ionita, di Furlan, potrei metterci anche, Krita è un ragazzo giovane, ma Sipos, no? Sì. Ecco, questi che sono rimasti, se quelli che sono arrivati nuovi, che non sono stati presi dagli svincolati, quindi è gente che comunque ha giocato e si è allenata regolarmente, hanno dentro di loro, nella loro così, mente, nei loro convincimenti, la convinzione di giocarsela alla morte e di fare un campionato di ritorno di un certo tipo, allora poi coinvolgono anche gli altri, no? È Certo. chiaro che quando poi un presidente fa un discorso come è stato fatto prima di Natale da parte del nostro presidente, è perché in questo spogliatoio c'è del guasto. Sì. E guarda caso non ci sono dei nomi altisonanti neanche tra i panchinari. Cosa vuol dire? La risposta è ognuno di noi è in grado di darselo da solo, no? Assolutamente, è stato fatto una sorta di repulisti, se vogliamo definirlo così, anche se non è mai bello, però insomma Sì, sono state sì. prese delle scelte direi abbastanza nette, poi vedremo se pagheranno Poi, meno. esatto, poi magari tu a volte si basi molto sul nome dei giocatori, sulla carriera, ho capito, poi però come facciamo a sapere noi che cosa sviluppano all'interno di uno spogliatoio che è un ambiente quantomeno sacro quanto adesso bestemmio l'ambiente che le ricade la chiesa. No, ci sta come parallelo, ci sta, sì, assolutamente. Cioè, lì sono uscite cose, anche magari poi indiscrezioni, che non danno adito molto a della comprensione tra come ci si mosso un certo numero di persone. Guarda caso le certe persone che poi dimostravano in campo di non andare con la giusta velocità oppure con la giusta concentrazione. Assolutamente, sono d'accordo con te. Senti, quanta gente più o meno al momento c'è di Arriga Monticello? Ma la curva, allora, cioè in Novara saranno più quanto 60 persone. Diciamo che l'orario al venerdì magari non ha aiutato, no? No, ma poi fa freddo anche, ragazzi, fa freddo veramente, cioè bisogna stare belli calmi perché qui si rischia anche magari qualche congestione, per non dir di peggio. Sì. Hai mangiato leggero prima della partita? Assolutamente, sì, non solo una fiorentina con 2,5 kg di patate fritte. No. Vabbè, almeno hai delle calorie da bruciare in queste 2 ore. Sì, l'importante è che non brucio io. Esatto, speriamo che ne abbiano da bruciare in campo, caro Albino. Dai, ci sentiamo più tardi allora. Speriamo con allegria anche. Sì, esatto, per una volta, dai, speriamo. A dopo, ciao Albino. A dopo, ciao. Ritorno qui in diretta con Mister Invernizzi. Dicevi pronte delle scelte in difesa che non ti convincono, e questo fatto di così scegliere alcuni, far fuori un po' la vecchia guardia e puntare tutto su quelli che arrivano, è un segnale direi evidente, no? Sì, il problema poi dopo è capire quelli che poi stanno giocando, come è successo domenica scorsa, se hanno poi i minuti nelle gambe, se hanno poi diciamo questa forza di andare a risollevare una squadra che comunque è già in difficoltà di suo. E non sono molto d'accordo su tante scelte di oggi, in primis quella di Galli in panchina, che comunque in un momento che c'è da stringere i denti, da far fatica, un giocatore come lui sicuramente poteva servire, però non so la settimana com'è stata, non so se ha qualche problema, comunque non vederlo nell'11 mi sorprende un po'. Poi ti ripeto, dietro è comunque in panchina, no? A differenza di altri che non sono nemmeno in panchina. Poi dopo sulle altre cose societarie sicuramente c'è un po' di confusione, nel senso che comunque i giocatori che sono stati mandati via, poi presi, poi ripresi, non si capisce bene cosa faranno. Anche i nuovi sono tutti da valutare. Assolutamente. Io ho preso informazioni con Colombo, il mister del Monopoli, oggi l'ho sentito per chiedergli di Ferrini, e fortunatamente mi ha parlato molto bene. Un giocatore comunque sicuramente potrà essere utile perché giocava, poi ha avuto un infortunio
e non è poi più rientrato in una difesa che una difesa che ha preso 11 gol, è la migliore dei gironi. Migliore del girone, vedremo Speriamo. contro un attacco che non segna nemmeno a piangere. Anche lui come gli altri che stanno giocando, ecco, non ho parlato bene di Grassini, anche gli altri che hanno poco minutaggio, perciò arrivano. È un po' questo il punto di domanda, vero? In questo momento poi alla fine le partite si fanno correndo e dando qualcosa in più degli altri. Se non ne hai diventa difficile produrre qualcosa che non ha. sabato. Entrano solo adesso, stavo dicendo, si aspetta la contemporaneità, caro Fausto, ma siamo gli unici a giocare. Entrano adesso le squadre accompagnate dalla terna arbitrale con un bambino, che noi speriamo sempre non sia l'arbitro, perché ogni volta che vediamo però chissà, magari arbitrerebbe meglio un bambino di tanti arbitri che abbiamo visto quest'anno. Nostri amici da casa che ci seguono già numerosissimi, ciao Marco, un ciao da Rigamonti. Confermi che fa un freddo cane, ma immagino di sì, perché nonostante noi, io e Fausto manchiamo da parecchio tempo, perché siamo qui a raccontarvele le partite, le temperature del Rigamonti Ceppi ce le ricordiamo abbastanza bene, soprattutto la sera. Walter, ciao. Maurizio, Claudio, ciao. Maurizio, ciao a tutti, sono Rigamonti Ceppi. Mi piace tantissimo questa cosa, che siete a Rigamonti Ceppi ma seguite noi. Fantastici ragazzi. Roberto, purtroppo oggi non sono allo stadio, comunque forza Lecco sempre, però te la raccontiamo comunque noi. Maurizio, c'è molto guasto, purtroppo speriamo in bene, forza Lecco. Guasto dici nella squadra, che non funziona. Beh sì, non funziona un po' niente nella squadra, ragazzi. Maurizio, una cinquantina di tifosi avversari fa molto freddo. Buonasera Stefano, buonasera mister, ciao Gianluca. Claudio, crediamo Cibagai. Fausto, speriamo nella svolta. Sì, speriamo assolutamente, speriamo sì nella svolta che arrivi con questo nuovo corso. Fausto. Buonasera a tutti, mi ricordo un aneddoto, 40 anni fa, nel 1985, c'è stata la famosa nevicata da 1 metro di neve. E finiva proprio oggi, il 17 di gennaio. Sì, tra l'altro era iniziata la domenica pomeriggio, e la domenica pomeriggio Lecco aveva giocato in casa, adesso non mi ricordo più con che squadra. Gli anni dell'interregionale erano quelli, sì, no? Penso. E alla fine io ero entrato in campo. Eravamo in campo a montare gli striscioni all'inizio della partita e c'era un terreno che era paragonabile al marmo, perché c'era qualche grado sotto zero, ed era il pomeriggio, perché all'epoca non si giocava di sera. E dopo finita la partita, iniziava alle 2:30, finita la partita aveva iniziato a nevicare, aveva nevicato fino a giovedì, una cosa di questo tipo, venerdì. Sì, per diciamo cui le temperature già all'epoca forse lì era proprio un estremo, era ancora più freddo, poi nevicava, adesso non nevica mai, quindi quel problema magari del ghiaccio così non ce l'abbiamo, però che ti frega sempre l'umidità che ti porti poi nelle ossa. Probabilmente adesso è più umido di allora l'inverno, quindi questo sì. Allora comincerà il Novara, e allora ragazzi vi do una notizia per chi ci sta seguendo a casa che non vede la partita. E questa è la vera svolta, attacchiamo nella ripresa sotto la Nord. È cambiato porta. È cambiato tutto. Gira il vento. No, perché poi sai che c'era stato confermato, e questa cosa che era per scelta. Okay. E che io divento matto proprio, da non dormirci, a dire ma come fa, cioè, perché questo ti dice tanto della personalità della squadra, no? In generale. Sì. Vediamo, stasera si attaccherà nella ripresa sotto la Nord col tifo dei tifosi blucelesti. Cominciate Novara a giocare il primo pallone con Calcagni all'indietro per Lorenzini. Comincia subito il giro difensore della squadra di Gattuso, pressing alto a portarlo Mendoza, Sipos e Ionita che giocheranno. Recuperiamo subito palla, Mendoza, la palla sul destro, pensa a calciare, si defila sull'esterno, però portato fuori bene dai giocatori della Novara. Grassini va al cross, c'è corner, penso. Sì. Dai, c'è il corner qua, perché l'intervento di Minelli è decisamente fuori dalla linea di fondo. Bella la pressione subito gli avanti blucelesti, che hanno recuperato immediatamente palla e hanno messo in ambascia la difesa del Novara. Sparuto gruppo di tifosi piemontesi lì in curva sud. Chi va a batterlo adesso? Marino, penso Marino. Sì. C'è anche Ionita, però dovrebbe andare Marino col destro. La muovono, la muovono, sì. No, la muovono. Non si è capito bene, sì. Marcano
Poi Ionita, lo scambio tra i due, dentro uno schema, cercato, non riuscito. Forse anche fuori gioco? No. O rimessa laterale? No, mi sa di sì, fuori gioco, sai. Si riprende con la punizione. Sì. Buon piglio comunque in questo primo minuto di gioco del Lecco, che ha cercato subito di mettere un po' di pressione, no, mister? Sì, anche Mendoza sicuramente è uno che vorrà dimostrare, perché comunque ha avuto poco spazio. Quelle volte che è entrato, tutto sommato non ha neanche mai fatto male, però non ha mai avuto poi quella continuità di avere minutaggio, e può essere sicuramente un giocatore che poi con la sua rapidità può creare qualche pericolo per la difesa. Il rilancio di Minelli sulla corsa a dar fastidio di Mendoza, recupera il Lecco, Polito qui, anzi Martic non pulitissimo nella giocata difensiva. C'è anche da vedere Frigerio che rientra titolare dopo lungo tempo, credo, no? Che non giocava, e vedremo Frigerio. Intanto recuperiamo palla, ma col fallo di Martic. No, Martic. Sì, Martic. E Martic un altro molto... Abbiamo acquisito tra i nuovi, mister, tanta fisicità, perché tra Grassini, Martic, loro due, perché poi Polito e Marino in realtà sono due piccoletti, però sicuramente aver messo questa fisicità... Poi, vabbè, Martic sta giocando lì, ma poi alla fine è più un centrocampista che un difensore. Sì. Però anche Marrone, questa cosa non lo so se poi alla lunga... È più un centrocampista che un difensore. Diciamo. Attenzione al Novara sulla destra con Calcagni dentro il cross, il colpo di testa, la deviazione di Furlan sopra la traversa. La prima occasione nitidissima di basso col colpo di testa è del Novara. Rivediamo Calcagno, bello il cross e va alto sopra la traversa. No, l'ha colpita... La parte sopra della traversa. Ma però c'è stata la deviazione di un giocatore del Lecco. Furlan. Calcio d'angolo per il Novara. Al terzo minuto. Vediamo. Movimento in area, il cross lunghissimo, troppo lungo sul secondo palo. Attenzione però perché la palla è uscita direttamente, mi sa. Giocata male questa, per fortuna. Devo mettere una palla lunga da rimettere in aria. Vediamo se è uscita già subito. O c'è stato un fallo? No. No, è uscito, ha fatto scendere. Sì. E ha calciato a giro, insomma. La metti un po' ingenuamente in questo caso, perché lo sai che battendo col destro da lì poi rischi insomma di fare quella traiettoria a uscire. E riparte piano piano il Lecco dalle retrovie, Lecco che reduce da 2 sconfitte consecutive, ma soprattutto da una serie di prestazioni molto negative anche dal punto di vista della voglia, del gioco. Deve assolutamente riscattarsi sotto tanti punti di vista, e guadagna adesso una rimessa in zona d'attacco. Vediamo, portiamo in avanti molti giocatori, lo scambio, perdiamo palla, poi il tackle di Marino, che guadagna anche la rimessa laterale perché trova una deviazione avversaria. Marino, mister, tocca tanti palloni, proprio play puro. Sì, sicuramente come caratteristica era un giocatore che non avevamo. Che ci mancava. Ricorda un po' Marotta, te lo ricordi, quello della Giana, che adesso è la Giana, ecco, che toccava tanti palloni, cambi di gioco improvvisi, fisicamente sono anche abbastanza, cioè diciamo che ha sia il passaggio corto che lungo, un giocatore comunque che per caratteristiche poi alla fine ci mancava, perché Galli in quella posizione ha più passaggio corto, lui che fa un lavoro di più incontrista, più di contenimento. La deviazione vedrai bene anche assieme, un po' come giocavano assieme Galli e Marotta. A me settimana scorsa, ti dico, una delle cose positive che non mi era dispiaciuto era proprio quel centrocampo con Galli mezzala e Marino centrale. Volpe vestito da ispettore stasera, ma che non è convinto, continuava a far così all'indirizzo dell'arbitro, credo. Non era convinto di qualcosa, ma non abbiamo capito benissimo
Che cosa? Allora, altri messaggi da casa. Ciao a tutti, Giancarlo. Stasera vogliamo vedere massimo impegno e gestione delle energie per la ripresa. Forza Bagai. Saluto a te, Brignos, ciao. Made in Tokyo, buonasera. Verso quale curva stiamo attaccando? Sotto la sud, primo tempo. Come ho sottolineato prima, oggi si attacca verso la nord. Chissà, nella ripresa, chissà che non sia anche questo un piccolo, diciamo, segno di discontinuità con il recente passato. E fai questa domanda, un pareggio potrebbe considerarsi un risultato positivo? Tu dici sì. Per come stiamo andando. Per come stiamo andando sì, io ti dico di no, io mi prendo la responsabilità di dire che bisogna vincere, perché se non vinciamo in casa qualche partita, chiaro che il Novara è una squadra forte, però a furia di pareggiare ragazzi quelli dietro ci stanno mangiando letteralmente vivi, perché andiamo a vedere le partite poi, ci hanno recuperato un sacco di punti. Le partite di domani e di domenica, adesso non me le ricordo, quindi devo andare un attimino a ritrovare il girone. Allora, tanto c'era rimessa. T'hanno mangiato punti tutti. Sì. Allora domani Atalanta, tanto attacchiamo, vediamo con Mendoza. Ionita pensa il tiro, anzi Critta pensa il tiro, poi no, Ionita sì che lascia, c'è Critta ora in questo momento a sinistra. Cerchiamo in piazza del campo, ma Novara è bravo a difendere, poi la finta torna l'1-2 che non si chiude perché non ci arriva Mendoza, la palla sfila, si rifugia in rimessa laterale il Novara e rimaniamo lì davanti a cercare di chiudere negli ultimi 20 metri la squadra di Gattuso, rimessa di Critta, c'è poco movimento però senza palla e non si fanno vedere. Vediamo se Critta va lungo nel cuore dell'area. Ionita di testa, anticipo, colpo di testa all'indietro, vediamo se c'è un giocatore blu celeste. No, prova basso a far ripartire i suoi e c'è rimessa dal fondo perché è l'ultimo tocco di un giocatore dell'Ecco sul colpo di Donadio. Gioco delle partite di domani: Atalanta Under 23 Triestina, Giana Erminio Renate, Provercelli Caldiero. Provercelli è dietro di noi di un punto e col Caldiero insomma io credo che possa anche vincere. Virtus Verona Feral Pissalò, questa ci interessa un po' meno al momento. Alcione Padova, Arzignano Trento, anche questa Arzignano in caso di vittoria scappa via, ma sappiamo che Trento non è facile. Pergolettese Albino Leffe, in casa comunque a Pergolettese, è a pari punti dell'Ecco, no, un punto in meno in questo, ma se noi pareggiassimo un punto in meno, ok, ma fino a ieri, fino oggi era punti pari. Pergolettese aveva 3 punti quando ha cambiato l'allenatore. Ma guarda che sta arrivando anche la Triestina. E noi ne avevamo forse 16 o 17. E poi Lumezzane, Union Clodiense, Grassini sulla destra, entra in area, dentro il pallone, l'anticipo di Lorenzini, in calcio d'angolo. Si fa vedere il Lecco che comunque con buon piglio si fa vedere dalle parti della difesa del Novara. Calcio d'angolo. E porta adesso anche quelle che sono più torri rispetto a prima il Lecco tra Grassini e Martic. Marino corto sul secondo palo, la palla filtra in area, però resta nei piedi del centrocampista bluceleste. Critta carica il mancino! Il gol di Critta! La Crittonite ritorna a colpire il mancino numero 80. Un mancino violentissimo che piega le braccia a Minelli. In gergo da piccoli dicevamo una minnella, insomma, per piegare le mani a Minelli. Rivediamo, riconquista palla dopo sugli sviluppi del corner. Critta a spazio, carica il mancino, la deviazione forse leggera anche di un giocatore non ho visto chi, Cannavaro mi è sembrato, del Novara, e l'Ecco in vantaggio. Di schiena un po', però il portiere è un po' dormito, Sì, ma forse la deviazione leggera sì. di Cannavaro lo trae in inganno. Sì. Ci prendiamo un piccolo break, torniamo subito. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco.
0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Orzignano. 1-0 Lecco. Mister, ci voleva anche subito pronti via un episodio così che sbloccasse. Un episodio che comunque ti dà tanto a livello di testa, perché sicuramente un po' in questo momento manca quell'autostima per andare a fare determinate cose e comunque andare in vantaggio, soprattutto all'inizio, può essere sicuramente una bella inizione di fiducia. Vediamo se... Adesso vediamo un po' il Novara, che comunque tutto sommato non è che stava facendo niente di particolare, no. Neanche noi, poi alla fine è una partita un po' in studio e questo episodio sicuramente ci può dare un po' di coraggio, perché poi alla fine devi trovare l'episodio. Per dirti, prima sull'episodio loro hanno preso la traversa, se segnano distruggi tutto quello che hai preparato, che vuoi fare, è una mazzata tremenda. Invece così ci vuole anche un po' di fortuna, no? Là l'hanno preso la traversa loro, qua tu con una mezza deviazione sicuramente ti sei. Tanto prima della partita c'è stato comunque un po' di contestazione del tifo bluceleste, soliti, diciamo, tirate fuori gli attributi, ci sta dopo questa situazione. Tanto c'è fallo su Polito. Non mi è piaciuto il tocco di tacco di Frigerio. Adesso iniziamo no. Se abbiamo 24 punti, siamo andati in vantaggio da 5 minuti, iniziare a fare i tacchetti a metà campo per perdere il pallone. Sì, diciamo non il massimo. Non andiamo a fare le cose che non sappiamo fare, facciamo le cose semplici e portiamo a casa questi 3 punti che diventano oggi oro. Fondamentali, ma questo inizio sicuramente ci conforta, l'inizio ottimo del Lecco. Anche a livello di voglia, no? di presenza in campo, direi che ci siamo oggi, quantomeno questo inizio ci piace. Vedi adesso Marrone, una palla mezza e mezza, palla in tribuna. Adesso vabbè, non è quello che dobbiamo fare, però il segnale è quello, stiamo vincendo, non stiamo qua a cincischiare. Se c'è da rischiare qualcosa si mette dove fa meno male la palla, non stiamo lì a perderla a metà campo assolutamente. sulle giocate. Ci prova a Novara sulla destra con la discesa di Donadio, lo scambio con Basso, prova deviazione, calcio d'angolo. Ho perso già il conto dei calci d'angolo, mister, tu dei tenuti? Noi 2 a 2? 2 a 2 mi sembra, 2 loro, 2 noi. Sì, perché il primo è quello che è andato fuori, questo è il secondo. Sempre uomo, vediamo se ancora un destro, vediamo se lo mette. Calcio d'angolo, seguiamo. Prima aveva cercato di mettere Basso e la parata di Furlan sul tentativo sul primo palo di Morosini, uno schema. La reazione ha fatto il blocco, sì. È stato bravo Furlan. E il problema di quando marchi a uomo sono i blocchi. Sì. Ha fatto bene, si è perso l'uomo. Meno male che è uscito chi era, forse Marrone, che era sul palo. Sembra di sì. Seguiamo un altro corner. Vediamo se vanno lunghi invece. Furlan comunque attento a respingere in questa situazione, quindi bravo il portiere del Lecco. Si perde qualche secondo su questo calcio d'angolo, va questa volta al cross alto, interviene bene Sipos che mette fuori, vediamo se riusciamo a ripartire con la velocità di Mendoza, che viene però chiuso, ma buono qui, bravo Mendoza a guidare questa ripartenza improvvisa, con qualità anche. Comunque noi dietro adesso
a livello di centimetri si è messi bene. E anche su queste palle alte, sulle palle inattive, sì. Sipos, È un po' quello che mancava, Matic, Grassini, vabbè, anche Marrone. Sì, su cui soffrivamo, abbiamo sofferto tanto. Poi c'è da dire anche questo, mister. Fino a quando Marrone è stato in campo nella gestione Baldini all'inizio, la difesa aveva tenuto bene. Cioè, questo va rimarcato. Se non prendevamo gol, non ne facevamo perché il problema era poi fare i gol. Sì. Infatti, tanto Frigerio difende bene il pallone, poi lo perde, però qui devi disfartene un po' prima, caro Frigerio. Va via Basso che trova Morosini, davanti c'è Ongaro, la palla in verticale proprio per Ongaro che si gira, è costretto a trovare un compagno, lo trova in Donadio che prova a sfondare lì a destra e ottiene il quarto calcio d'angolo per gli ospiti. Intanto vi do una notizia importante perché ci dice la nostra Benetta Panzeri, un altro dei nostri inviati alla Rigamonti Cepi, cambio dell'arbitro nel pre-gara, dirige Alessandro Dallagà di Rovigo, che era il quarto uomo designato. Jacobellis problemi di stomaco, fa lui il quarto. E per questo che le squadre sono entrate con qualche minuto di ritardo, Fausto, quindi vedi che c'era un motivo in effetti. Calcio d'angolo battuto, il colpo di testa proprio di Frigerio da allontanare, poi Basso a cercare Lorenzini, Furlan la chiama e la fa sua e fa ripartire subito Mendoza rilanciando lungo, ma poi Ageman che nettamente in vantaggio e serve con calma olimpica. Minelli c'è la sola pressione di Mendoza, quindi se la cava. Quello più vicino a Mendoza era a metà campo. Sì, direi che era tutto rintanato dietro il Lecco. Ci vediamo un piccolo break, torniamo subito. Chi va alla ricerca della purezza, chi va d'accordo con il pianeta, chi va oltre il solito fondente, chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. E quindi annotiamo anche questo cambio improvviso di arbitro all'inizio, lo annotiamo. Tanto c'è palla lunga e si riprenderà con la rimessa per i padroni di casa. La curva è piena. Curva è piena, sì, bello colpo d'occhio. E se c'è una cosa quest'anno che veramente non sono mancati sono i tifosi. In casa ma anche fuori, perché poi alla fine nonostante non si riesce a fare niente fuori come risultati, il sostegno c'è sempre. Non è mai mancato durante tutta questa stagione, questo va sottolineato, lo sottolineiamo con molto piacere. Rimessa in zona sulla tre quarti per metacampo comunque del Lecco, per Calcagni che trova, anzi però è costretto a tornare indietro da Lorenzini nel cuore della difesa del Novara. Poi il 21 Ranieri, sì, che si sta muovendo parecchio a cercare palloni. Lui è un bel giocatore, bel giocatore. Poco nel vivo fino adesso del gioco perché saltano un po' spesso nel centrocampo cercando le giocate molto in verticale. Classico play che va sempre a... Cioè, rispetto a Marino per adesso ha toccato molti meno palloni. Recuperiamo subito pallone con Mendoza adesso che gestisce la transizione, c'è Sipos a fianco a lui, si allarga anche Frigerio, Mendoza prova il dribbling, viene fermato però. E poi c'è fallo di Crittà, che poi va a calciare, impegna il portiere, ma il gioco è fermo. Qui non l'abbiamo giocata benissimo questa transizione. Ha voluto provare lui ad andare via sul destro, perché ovviamente se andava dentro bene, riusciva magari ad andare a calciare, lì ci stava anche, a parte che poi Sipos non ha tagliato, non ha fatto movimenti, è rimasto sempre dritto per dritto. Fausto, non so se poi vuoi far vedere, perché ci ha mandato delle foto il nostro Matteo, c'è il momento in cui scocca il tiro Critta, che magari può essere carino da far vedere ai nostri amici a casa, la palla in verticale a cercare Donadio, c'è la bella giocata difensiva del Lecco di che è Martic lì?
Sì, che gioca di là a sinistra e Martic, che Polito sta facendo Polito la a destra, sì. sì. Martic riconosciuto dalla stazza. Allora, andiamo a recuperare quello che ci scrivete da casa dopo il gol di Critta. Bisogna tirare così dal limite, assolutamente. Non tiriamo poco, infatti spesso abbiamo detto no, per spronare bisogna tirare di più. Ce abbiamo anche i tiratori, magari anche tra qualcuno dei nuovi. Penso che Marino ha già fatto vedere, ha preso una traversa su punizione, sì. o da fuori, non ricordo più, comunque ha preso una traversa. Dai Bagai Fausto, bisogna continuare a fare il secondo. Claudio, sì. Ciao Denis, ciao Samuele. E Lecco che in possesso palla al 22esimo prova a gestire il vantaggio in questa fase di primo tempo. La formazione di Volpe, Marino con l'esterno si possono un po' di sufficienza qui, dato senza guardare la palla di prima verso un compagno ma non lo trova. Poi Frigerio non riesce a riconquistarla, prova a passare in mezzo a due, un giocatore del Novara viene contratto ma resta in possesso la squadra piemontese. Ma il direttore di gara, che è Dallaga a questo punto, non Jacobellis, fischia calcio di punizione per il Lecco, fallo su Martic. Marrone per adesso, insomma, lo abbiamo visto poco mobile, ovviamente si è mosso poco, non è nelle sue caratteristiche, lo sappiamo. Però là dietro a dare ordine, anche la sua presenza probabilmente è molto importante per i compagni. Sicuramente l'esperienza che ha lui, questa categoria, ce l'hanno in pochi, ha fatto sempre campionati importanti, ha anche vinto questi campionati. Sì. Insomma, campione d'Italia con la Juve, quindi abbia anche poi voglia di... Attenzione alla palla in verticale, è costretto a uscire Furlan che anticipa benissimo Ongaro. Brivido nell'area blu celeste al 23esimo. Lì è stato bravo e anche un po' fortunato, perché se sbagli lo stendi a rigore, perché lì ormai sei fuori, probabilmente l'aveva un po' battezzata, che riusciva a prenderla con un po' più di tranquillità, perché in questo momento non possiamo permetterci di rischiare queste cose. Andata bene. Sì. Andata bene. Assolutamente, perché lì da lì Ongaro avrebbe potuto saltarlo e calciare in diagonale a porta vuota. Non più niente, anzi, se sei un po' sgamato ti viene anche addosso e abbastanza che tocca la palla. Allora, poi è chiaro adesso, mister, che il Novara cerca di fare la partita, perché ovviamente è sotto di un gol, però per adesso, a parte quel colpo di testa, direi che non è riuscito a creare apprensione alla difesa del Lecco. Un po' stanno andando dentro di là, dalla parte di Martic, dove c'è Ongaro, che secondo me è lì dove andranno un po' più a spingere, che di qua poi alla fine sulla sinistra non stanno facendo niente. Allora, intanto ci scrive Denis: ero a Lecco fino a un'ora fa, volevo andare allo stadio a salutare tutti, ma ero con mio fratello. E intanto io vi ricordo poi di iscriverci al numero di WhatsApp che vi abbiamo fatto vedere, poi magari Fausto lo fa rivedere, perché nelle prossime settimane abbiamo intenzione di portare qualcuno di voi, dei nostri amici da casa, qui in studio per commentare le partite insieme a noi, e quindi scriveteci dando la vostra disponibilità, poi vi faremo sapere per come ci organizzeremo in questa seconda parte di stagione. Però insomma raccogliamo già le candidature. La sventagliata a sinistra per Calcagni, che ha un po' di spazio, prova a stringerlo Frigerio. Calcagni rientra sul destro, dentro il pallone, che però esce fuori un po' smozzicato. Allora buon gioco la difesa del Lecco. Mendoza che sta muovendo tanto, toccando tanti palloni là davanti, si muove un po' su tutto il fronte. Positivo comunque per adesso, direi. Sbaglia invece Marino a giocare il pallone, allora Agemang trova basso, bravo Ionita a dar fastidio, si lotta in maniera molto maschia per adesso a centrocampo, fa buona guardia Polito, Grassini prova a uscire Marrone, a mettere ordine lui, il lancio lungo su Sipos, che per adesso forse è l'unico un po' fuori dal gioco, ha toccato pochi palloni. E anche Ionita. Anche Ionita, che però un paio di volte quantomeno si è speso in recuperi, però poco coinvolto. Forse non è neanche ancora nominato. No, un paio di volte, per un paio di recuperi, tentativi di recuperi, ha giocato poco la palla, più che altro. Mentre Sipos non l'ha proprio, credo, mai toccata fino adesso. Quindi... Anche perché le misure con Mendoza, ecco, sono un pochino da rivedere forse tra i due, no, i movimenti.
Mendoza soprattutto quando parte palla al piede. Attenzione, svista clamorosa, il pareggio del Novara. Tutto regolare, ma pazzesca imbucata che trova sguarnita la difesa del Lecco. E se non ho visto male Ongaro. C'è un uomo a terra nostro, Eh? C'è un uomo a terra nostro. Adesso rivediamo tutto. Si lamentano infatti i giocatori del Lecco che stanno parlando con Dallagà. C'era un uomo a terra nostro, lì al limite dell'area e non si sono fermati. C'è un uomo a terra. Cioè da Mo era a terra questo. E ha tenuto in gioco il giocatore del Novara che non si è fermato, ha segnato. Cosa fa l'arbitro? Allora, rivediamo. Gli ha dato un colpo Ongaro stesso, rimane a terra. E poi quindi? Ma ha dato il gol, quindi sì. Ha dato una guidata. Sì, lì che può aiutarlo guarda linea, ma se non... Ma cazzo, basta adesso però. Non abbiamo visto se era marrone. Se era marrone o... Mi sa di sì, a vedere così, a vedere qua la posizione marrone. Infatti non si capiva, era da solo. Sì, si è liberato con una sbracciata. Eh sì, perché poi a quel punto tenuto in gioco dallo stesso Marrone a terra, non si è mosso. Marrone era più dietro, questo gli ha dato una sbracciata, Marrone è rimasto per terra. No, dico poi dopo, ovviamente Marrone non può rientrare dal fuorigioco, non può fare movimento perché è a terra e... Ma cazzo, ma questi non vedono niente, ma io non vedo niente, ma sti dementi! Cioè, guardalinee, arbitro, ma non vedono un cazzo! Non vedono veramente niente. Intanto c'è a terra ancora un giocatore del Lecco. Adesso la partita si accende un po'. Ongaro stesso, che continua a usare le sportellate. Dall'H qui va a parlarci. E anche Marrone va a parlare con il direttore di gara. Lì ci voleva al VAR. Al VAR l'avrebbero... Sì, l'avrebbero annullato. Sì. Vado su... Lo rivediamo qui. Questa è l'azione del gol? No, questa è quella del Fario. A quel punto poi Ongaro si trova tu per tu con Furlan e lo trafigge in diagonale, ma la frittata a quel punto è fatta. Pausa per noi, torniamo subito. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0 full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR per Lecco e provincia GP Car. Concorrezzo strada provinciale 13, Monza Melso 70. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Il lancio lungo, per fortuna si è piazzata la difesa del Lecco, perché Agimang lì era in posizione pericolosa. Manovriamo bene. Grassini, una delle poche volte che prova a salire sulla destra. Un po' macchinoso Grassini fino adesso, non riesce mai a sfondare lì sulla destra. 1-1 col gol beffa, veramente una frittata combinata tra Dallagagli, guardaline, tutti quanti. E da Ongaro stesso che prima sbraccia, poi va, insomma, ne approfitta e va a segnare in maniera molto furbesca. A sinistra ci prova Critta, ora tutto da rifare per il Lecco, dentro il pallone basso, messo fuori. Sarà rimessa laterale per il Lecco. Diteci la vostra su questo gol, come l'avete visto. Denis si candida e ti teniamo assolutamente in considerazione, Denis. Buttiamo via il pallone che finisce nelle mani di Minelli, però scrivi magari, ti chiedo la cortesia di scrivere al numero che magari Fausto adesso ti fa rivedere, perché almeno ci rimane nei messaggi, poi quando andiamo a ricercare le candidature un po' di tutti i nostri amici da casa.
Rimpiangiamo Di Nunno. Beh, adesso ha subito un gol in cui non c'entra Liberti, non c'entra Di Nunno, non c'entra nessuno. Sì, proprio quello giusto, lasciato solo debiti e di fatture e fornitori da pagare, sottolinea Enrico. Claudio, noi faremo anche cagare, ma la terna arbitrale è sempre contro di noi. O contro di noi o di un livello comunque abbastanza amatoriale, se vogliamo dire così. Perché questa è una cosa grave. Questa è grave e sì, poi vogliamo vedere, penalizzano sempre noi. O crediamo alla malafede o solo al fatto che siano impreparati. Ongaro, e siamo sfortunati. Ongaro col mancino in diagonale largo. Troppa libertà però qui per Ongaro. Nel senso che poi ci vanno contro un po' anche per fortuna queste cose. Per sfortuna, no, dico per il caso. Che cazzo? Ongaro un tocco di troppo, si allunga il pallone, va verso il fondo. Quando calcia poi a poco angolo la palla finisce larga. E insomma, tutto da rifare, un po' una mazzata. Adesso vediamo se il Lecco ha la capacità di reagire. Non c'erano le avvisaglie, no. Quello che è un po'... Attenzione perché manovra bene sul limite dell'area la formazione ospite. Calcagni in diagonale, in verticale, la palla per il movimento che non c'è di Ongaro, per fortuna può far ripartire i suoi. Furlan ora fa un po' più di fatica il Lecco a manovrare e a trovare spazi, però Sipos il tocco non è granché. I gol li sta facendo il buon Sipos, dal punto di vista tecnico è migliorato, però fa sempre un po' fatica su queste palle da giocare o di prima o in un fazzoletto di terreno. Nel momento che devi far salire la squadra, sì, devi tenerla lì la palla. Un po' più di precisione nei controlli. Marino e Ionita in due stanno per combinare la frittata, poi recupera con un guizzo Marino che fa ripartire Marrone, che allarga per il lancio in verticale su Frigerio, dentro il pallone in anticipo su Sipos, in calcio d'angolo dai Lecco, terzo angolo per la formazione di casa. Polito che aveva dato un bel pallone in verticale sulla corsa di Frigerio e poi la chiusura, se non ho visto mai, di Lorenzini. Allora sarà calcio d'angolo al 33esimo, ci prova il Lecco a reagire. Dai ragazzi che reagiamo in questo finale di tempo per cercare il gol del nuovo vantaggio. Ci sono ancora 12 minuti per provarci. Chi è che va? Marino? Sì. Marino sempre lui col destro, no? Si allontana, allora forse Critta col mancino, battuto male sul primo palo dove c'è il colpo di testa di un giocatore del Novara che allontana. Restiamo lì, proviamo a rimanere lì, a schiacciare la formazione di Gattuso. Il VAR in Serie C, che cosa aspettiamo a metterlo, Paolo? Non so, qua era indispensabile, direi, per mettere col bianchetto, cancellare la stupidata degli arbitri. Allora qui prova ad andare a prendere Mendoza questa rimessa laterale, battuta un po' male, dal Lecco va sottolineato con un po' di sufficienza. In C non hanno i soldi per metterlo, Denis, può essere, perché comunque significherebbe mettere il VAR. Sono altre... tante partite. Sono 3 gironi. 3 gironi, sono 10-30 partite. No, scusami, a 20 squadre 10 partite, sì. Sì, però il tempo per mettere le partite in orari impensabili per riempire il palinsesto di Sky ce l'hanno. Questo ce l'hanno. No, è chiaro, perché lì ci guadagnano. Ci guadagnano, allora investite anche, oltre a guadagnarci. Perché qua col VAR sarebbe stata, dico probabilmente, poi sì, no. Non lo so perché non abbiamo la certezza, perché poi anche col VAR ci abituano a volte, Furlan in presa alta, a decisioni cervellotiche strane. Non potevi col VAR non annullare questo gol. La prima cosa che dovrebbero fare è un reclutamento migliore dei direttori di gara. È inutile fare il quarto uomo quando non vede nessuno mai niente. Tanto bella la palla recuperata da Marrone che prova ad andare su Sipos con lancio fantastico. Sipos, metticela la gamba Sipos che ci può arrivare. Esce bene il portiere del Novara. No, ti volevo dire, Fausto, che secondo me la classe arbitrale comunque negli ultimi anni è peggiorata molto come qualità. Cioè secondo me è proprio la materia prima che come sono peggiorati anche i giocatori, perché la qualità è scesa di tutti i campionati. Poi quindi probabilmente c'è proprio una difficoltà a trovare
Sì, ma se mettono 4, prima ce n'erano solo 3, adesso sì, ce ne sono 4. Poi ci sono quelli che guardano. E poi cioè c'è più gente che guarda la partita di tutti gli ufficiali che tutti e non vedono mai un cazzo. Agemanga a sinistra, entra in area, le finte, lo tiene Grassini, poi Calcagni costretto ancora dall'ottimo movimento di Pulito a uscire. C'è però il cambio gioco sulla destra per Cannavaro che prova a mettere dentro cazzo, ma gli diamo 5 metri, mettono il cross come vogliono. Sì, la palla messa fuori, ma è sempre loro. Ranieri prova il capitano dentro, buona la girata, attenzione, prova a girarsi, poi Agemang può andare a calciare Calcagni in curva nord. Tanto spazio che gli lasciamo a crossare, a calciare. Quello che volevo dire io è il quarto uomo però effettivamente non può non aver visto lo svolgimento dell'azione se sei con gli occhi da bordo campo sulla partita. È vero che c'ha il mal di stomaco perché è Jacobelli, però insomma... Sì, ho capito, però quelli sono lì e che guardano solo le panchine, gli interessa solo fare gossip con le panchine. Cioè, hanno quel viziaccio di merda che se uno va fuori con un piede dall'area tecnica subito gli rompono le balle. Può essere che ma guardassero le partite, guardano poco in questi casi. Era così. A parte avere da pochi di male di guardare lì, però di guardare quello, stavo guardando la linea sul lancio. Lì perché è imbarazzante, perché non puoi non fischiare il fallo. Era lui che doveva alzarla, cioè perlomeno. Più che altro perché poi quella situazione influisce in maniera attiva, determinante sul gol, sullo sviluppo dell'azione del gol, no? Sì, perché poi non è imbarazzante da quel punto di vista. Per terra e l'altro va in porta, perciò tu stai guardando. È vero che guardi anche chi sta lanciando, meno che nel momento che è successo la cosa aveva lo Frigerio porta avanti la transizione, lui poi cosa fa? È Frigerio che prova. Andiamo in pubblicità, Fausto. Anche all'oratorio. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Allora, torniamo, leggiamo qualche messaggio dei nostri amici da casa. Anche col VAR, sottolinea Claudio, non cambierebbe niente come visto in Serie B. Ricky, ciao, come stiamo giocando? Eravamo partiti bene, poi il gol con un tiro da fuori di Critta, un po' mezzo deviato, che il portiere non ha letto bene, quindi gol del 1-0 da fuori, dalla destra, defilato Critta col mancino. E poi il gol del Novara lo stiamo descrivendo già in questi ultimi minuti. Azione, finisce a terra al limite dell'area, Marrone toccato da una sbracciata più o meno volontaria di chi era, scusami, di 13 Ongaro, che si libera così, rimane a terra, sviluppo dell'azione in 3 passaggi, palla in verticale su Ongaro che con Marrone a terra e tenuto in gioco da Marrone stesso punta a Furlane e poi lo trafigge in diagonale, ma qui sarebbe dovuto intervenire se ci fosse stato il VAR o comunque l'arbitro che doveva vederle. Il diagonale, la deviazione, prende sullo stomaco, rimane colpito a terra Martic, che però fortunatamente devia la conclusione. La rivediamo perché si gira all'improvviso il numero 23 Morosini e fortunatamente sulla traiettoria, un po' meno fortunatamente per lui, ma c'è Martic. Calcio d'angolo, intanto il quinto per loro. La palla spiove sul primo palo, una deviazione, poi il colpo di testa. Non riusciamo a uscire e allora rimane in possesso il Novara con il tacco a cercare che Calcagni di Cannavaro, rimessa in zona d'attacco per la formazione di Gattuso.
in questo finale di tempo dopo il gol, soprattutto mister, molto meglio il Novara. Sì, anche senza creare niente di così di pericoloso, no? Però no, sicuramente il gol gli ha dato un po' più di fiducia. Però. E questo no, che poi... Siamo anche abbastanza in controllo della partita, non è che stiamo... però non riusciamo poi a sviluppare qualcosa di un'azione costruita con... ci manca qualcosa, non siamo riusciti a servire la punta, non riusciamo ad andare sul fondo, adesso forse... Ci prova adesso Grassini, trova una deviazione, sarà... mancano... Non è neanche calcio d'angolo, no? È rimessa dal fondo. C'era stata una buona giocata di Polito che era sceso in sovrapposizione con Grassini. Grassini è un po' troppo timido per adesso. Sì, non sta spingendo né di qua né di là, ma poi sai cosa? Al di là di Frigerio, di tanto correre che sta facendo, poi alla fine non è che sta tirando. Manca un po' Ionita nella fase di offensiva, diciamo, non lo vedo tanto dentro nel gioco, anzi non è un po' lui che sta mancando in questo primo tempo, perché poi il resto tutto sommato anche e non abbiamo, non stiamo facendo male, no, è una partita prevalentemente di controllo, di contenimento, dai giocatori quelli che comunque hanno un po' più di carisma, così ti aspetti magari che si faccia dare un po' più palla, che provi ad andare a fare una conclusione o qualcosa di più, cioè alla fine se le mezzale sono quelle che devono un po' spaccare le partite, è troppo poco che lo stiamo facendo. Comunque non so se l'avete detto che l'arbitro è all'esordio in Serie C, è un arbitro di Serie D che è la prima partita che fa in Serie C e tra l'altro si è trovato ad arbitrarla perché l'altro è stato male. Sì. Cioè questo è quello che sta arbitrando. Quello che sta arbitrando. Che doveva fare il quarto uomo. Cioè, e se sta male questo, chi è che prendono uno di promozione? Il bambino che è entrato con loro all'inizio, forse lo vedeva. E insomma, inizio col botto, devo dire, per lui in Serie C. Purtroppo, ai noi, ci penalizza in questo momento. Dai che proviamo in qualche modo a reagire. Mendoza all'indietro per Critta, si inserisce forte al centro Frigerio, vediamo se Critta lo vede, preferisce, Critta adesso in possesso, lo scambio con Ionita, il cross lungo sul secondo palo, Grassini arriva e impegna però che ci deve mettere i guantoni Minelli, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Lecco, probabilmente andrà a batterlo ancora una volta. Sempre i due, Critta Marino, le due opzioni, destro-sinistro, vediamo. Anzi, sinistro-destro. Sempre muove, vediamo se la muove. Vediamo se per una volta la muove. Il cross dentro, c'è un tentativo di colpo di testa di Sipos, la palla rimane lì. Poi Mendoza calcia in curva sud. Ci avviciniamo ad ampie falcate verso la fine di questo primo tempo. Sull'1-1 sbracciate tra Sipos e il diretto marcatura asfissiante con le braccia di Cailoti. Qua lo abbraccia e lo limita tantissimo. Vedi un po' di cattiveria in più, ti metti a gridare, vai giù, fai un po' più di scena, invece siamo... Qua si può dire invece è stato un po' troppo... Le prendiamo morbido. E stiamo zitti. Ma un po' questa squadra ce l'ha, no? Di non... lì sono quelle malizie che con gli anni gli arriveranno anche a lui. Adesso molto probabilmente vedi... Finisce il primo tempo 1-1 e noi tra poco andiamo... Con molto meno puoi prendere rigore lì, con molto meno, però se non...
Tra poco andiamo da Albino a capire un po' anche da quello che hanno visto lì in tribuna stampa, se hanno visto la stessa cosa che abbiamo visto noi, insomma. No, Polito era, non Marrone probabilmente, adesso chiediamo Sì, questo dubbio, perché se era- Polito Marrone, perché in occasione era- del gol. E Furlan chiedeva che il gioco fosse fermato, quindi... Sì. Sì, perché lì ora è il centrale, ora è il braccetto di destra. Eccoci Albino, mi senti? Sì, assolutamente Stefano. Allora Albino, commentare questo primo tempo che ruota tutto attorno a un episodio, quello del gol del Novara, perché poi è quello che diciamo ha fatto la Io francamente non sono riuscito a vedere se Polito mi pare fosse il giocatore a terra, giusto? sì, è sembrato Polito anche a me, sì. Ma voi avete visto nelle immagini? Se è stato colpito? Sì, è stato colpito da Ongaro che pare sbracciare nel divincolarsi dalla marcatura al limite dell'area, lo colpisce, Polito rimane a terra, poi c'è lo sviluppo dell'azione con 2 o 3 tocchi, poi il lancio in verticale su Ongaro che, approfittando ovviamente del giocatore a terra, punta la porta con Furlan che, se non sbaglio, si stava anche un po' lamentando della cosa con l'arbitro, e poi lo trafigge. Sì, un po'. Certo, sì, il giocatore a terra le spalle si fermano di solito. Allora sì, 2 cose da dire. Uno, che a essere corretti si sarebbe potuto fermare anche Ongaro, giustamente, ma l'arbitro non può, l'arbitro e il quarto uomo non possono non vedere una cosa del genere. Sì, no, infatti è una cosa gravissima, cioè, ma ripeto, è figlia di 2000 situazioni uguali che abbiamo visto quest'anno, non solo nei confronti dell'Ego ma degli altri. Cioè, se l'AIA manda in giro questa covata di, chiamiamoli pulcini, io li chiamerei di questi imbranati, a gestire queste partite, poi che venga fuori. Tra l'altro Dallagà, che è stato costretto a sostituire Jacobellis, l'arbitro, all'inizio, prima della partita, perché non stava bene, ci ha informato Benedetta, e tra l'altro è all'esordio, Fausto mi diceva che ha controllato, è all'esordio assoluto questo ragazzo Dallagà. Sì, infatti, pazzesco. Sì. Purtroppo poi c'è da dire anche che siamo sfortunati noi, al di là di tutto, perché ci girano sempre contro tutti questi episodi, no Albino? Sì, ma adesso, però io ho visto un buon Lecco, diciamo. No, un buon Lecco, una partita ordinata, no? Senza grilli per la Ma testa. anche con le giuste trame, e poi soprattutto con la voglia di andare sulle facce e buttare dentro qualche pallone finalmente, no? Sì, direi che forse però più critta, perché Grassini adesso è stato un po', solo verso la fine del primo tempo, no? Si è sbloccato. Sì, ma ho visto che lo teneva giù l'allenatore, probabilmente in marcatura, perché probabilmente c'è dentro l'uomo il braccetto della sua, o il braccio della sua faccia, che potrebbe creargli dei problemi. Sì, probabilmente può darsi che sia per questo, perché praticamente Calcagni anche dava molto fastidio lì con Agemang in appoggio su quella fascia. Chi ti è piaciuto anche un po' tra i nuovi, che ti ha colpito magari di più, Albino? Avevo già visto Marti, Cialumezzane, mi è piaciuto, lo riconfermo, e anche come si chiama? Aspetta che te lo dico, Marino che ha toccato tanti palloni, no? Un po' il play che ci mancava, diciamo, da quel punto di vista come caratteristica. Poi molto ordinato, molto preciso, non tiene la palla molto nei piedi, la via bene, no, direi bene. Bene, anche Mendoza ci ha provato soprattutto all'inizio, ecco, forse non troppe palle giocabili per il buon Sipos stasera, che sta un po' facendo fatica da quel punto di vista. Sì, può essere, però Mendoza ha fatto più lui, secondo me, di quello che ha fatto Tordini a Lumezzane, e di quello che fa Tordini a volte, che è indisponente. Sì, no. Mendoza ha toccato tanti palloni, ha cercato di far ripartire la squadra. È piccolino, comunque ha creato anche delle azioni lanciando la palla immediatamente con un mezzo dribbling appena, che hanno messo in difficoltà il Novara. Quindi voglio dire, ma ci voglio poi chissà che cosa, no? No, assolutamente, sì, sono d'accordo con te. Vediamo se in questa ripresa, io credo che si andrà avanti subito così. Attacchiamo questa volta finalmente sotto la curva nord. È una notizia questa, importante, anche. Veramente.
sì, perché era ora, insomma. Vedremo se poi ci sarà qualche subito cambio nel primo quarto d'ora. Sì, qualcosa magari si salterà fuori. Diciamo la panchina adesso si è allungata, si è un po' stabilizzata, no, l'emergenza. Teniamo conto che da indiscrezioni che so io, stanno cercando altri, cioè dovrebbero essere arrivati 2 giocatori, credo un centrocampista o addirittura ancora un difensore, ma forse un centrocampista e un attaccante, che non so se verrà preso in Italia o all'estero. Dai, vediamo, perché comunque qualcuno da appoggiare a Sipos che sia, però qualcuno che abbia dei gol anche, no? Concreto, sicuramente serve. E anche una mezzala, direi che possa servire. Può essere. Va bene Albino, ci sentiamo più tardi allora, grazie. A più tardi, dopo. grazie a voi. Ciao. Ci prendiamo una piccola pausa, ma torniamo subito. Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni, il tuo partner per ogni esigenza. Conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.
Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu-celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Rieccoci per raccontarvi la ripresa 1-1 a questo primo tempo che ha detto buon Lecco, ordinato, niente di trascendentale, ma senza correre rischi per diversi minuti. Poi il vantaggio con il tiro da fuori di Critta e poi quando sembrava in controllo questo episodio che abbiamo raccontato, una svista arbitrale con Polito a questo punto a terra toccato da Ongaro, che poi nello sviluppo dell'azione si avvantaggia del giocatore a terra, non è fuori gioco, una palla in verticale va a trafiggere Furlan, che pure si lamentava con l'arbitro per questa mancata decisione, ed è 1-1. Insomma, poi sono questi a volte gli episodi che possono fare la differenza in questa fredda serata lecchese a Rigamonti Ceppi, e per adesso è 1-1, però partita tutta mister da giocare, no? Nella ripresa. Sì, è una partita in equilibrio, per carità, loro sono una buona squadra, però non è che ci hanno messo sotto in questo primo tempo. Peccato non essere riusciti a portare fuori l'1-0 e ci poteva stare, crea un po' la situazione per andare comunque a iniziare il secondo tempo una situazione di vantaggio sotto la tua curva per chiudere la partita, così è tutto da rifare. Tutto da rifare, però hai detto bene, attaccando sotto la Nord ci può essere quel quid in più nella ripresa che non abbiamo avuto nelle ultime partite. L'episodio adesso è stato favorevole a loro, vediamo magari anche l'arbitro. Adesso non è giusto dire compensazione, però se poi hai un po' di coscienza e vai a rivedere. Di solito può succedere, a noi non succede mai. Magari nel dubbio vediamo se siamo un po' fortunati, un po' aiutati, diciamo, almeno per andare a pari, perché comunque è un gol. Ci starebbe, quello che abbiamo preso. Ci starebbe, vedremo se una ripresa arriverà. Intanto il dato che ci arriva dalla nostra Benedetta allo stadio, che sottolineo con piacere perché significa ancora una volta l'amore per dei tifosi per la maglia bluceleste, 2626 in questa fredda serata di venerdì, e siamo più o meno un po' sopra la media stagionale che è circa il 2004-2005, e quindi direi ancora una volta bene da questo punto di vista. Il Lecco quest'anno continua ad avere una media tifosi decisamente interessante per la categoria, insomma. Lancio lungo di Marrone, ricominciato il secondo tempo a cercare Ionita di testa, l'appoggio all'indietro per Critta. Centralmente Marino, si fa vedere lui, smista un pallone difficile su Frigerio che non ha uno stop fantastico. Frigerio tra i più negativi in questo primo tempo, va purtroppo sottolineato. Da casa ci scrivete, allora vado a recuperarli perché ce ne sono tantissimi.
Fausto, ma la funzione del quarto uomo in teoria in cosa consiste? Solo a fare espellere gente in panchina e mettere referto eventuali insulti? Cioè vediamo che noi, attenzione alla transizione del Novara con basso, si apre Donadio che riceve sulla destra l'1-2, ancora con il 99 che mette dentro il pallone, però piazzato benissimo lì Marrone che sta facendo una partita di posizionamento perfetta fino adesso. Quest'arbitro al debutto inciso, sottolinea Daniele, arbitri di terza categoria Denis, nel Novara c'è sia Cannavaro che Gattuso, sì. Paolo, lo fate uno squadrone da Serie A, se strappiamo un pareggio ci va già bene. Giancarlo, mi è sembrato un placcaggio netto, sì, va a sbracciare e sicuramente poi Pulito finisce a terra per quello, non è che si butta. Enrico, purtroppo continuare con Volpe farà solamente perdere tempo prezioso, la squadra è molle, non reattiva, bisogna avere coraggio e cambiare. Io non dico cosa penso, ma non sono così lontano da quello che dici tu. Paolo, a parte le battute, ma secondo me Mendoza, Galeandro e Frigerio non sono giocatori da Lecco. Walter, ciao Walter, Volpe via di corsa, ci servono allenatori di categoria. Denis saluta Albino. Paolo, servono giocatori di categoria anche lui, l'allenatore non scende in campo. Quindi qua prova a dare un'interpretazione diversa solo i giocatori. Palla che staziona ora a centrocampo. Enrico, l'allenatore non ha inciso, non ha dato la svolta, ma dove si vuole andare con 0,83 punti a partita? È importante perché quell'altro aveva 1,3 e qualcosa, quindi c'è una bella differenza, 0,5 punto di media, non è poco, non è poco. Luke, mi chiedo invece se dobbiamo per forza ripartire sempre dal basso, il pallone in verticale per Sipos, ma c'è l'intervento provvidenziale di Lorenzini che fa ripartire Ranieri, allora prova a uscire il Novara con lancio lungo, attenzione perché qua c'è fuorigioco, alzati bandierina, alzati che c'era fuorigioco su Ongaro. Ci sarà punizione dunque per il Lecco. L'allenatore non è inciso, Enrico. Luke, mi chiedo invece se dobbiamo per forza sempre ripartire dal basso. Ogni tanto qualche lancio come costruzione dici, ogni tanto qualche lancio lungo si potrebbe provare, però Sipos deve tenere palla perché non la sta tenendo. Sì. Su questo tipo di qua intanto bruttissima la palla il controllo cercato da Mendoza con la palla che finisce lunga. Mendoza se lo mette nel suo ruolo e qualcuno gli passa la palla segna, scrive Denis. Paolo, Ionita viene strapagato solo per passeggiare in mezzo al campo, su questo potremmo discutere in effetti, cedetelo per favore, solo un pallone gonfiato, era già scarso in Serie B, perché cavolo l'abbiamo ripreso. Enrico, Arthur via anche lui, le vecchie glorie non sono nate per i campionati, pieni di ventenni che hanno voglia di emergere e divertirsi giocando. Tantissimi messaggi, li leggiamo perché non sta succedendo nulla in questa fase. Flavio, un saluto a mister Invernizzi, Flavio Sperafico, tuo vecchio giocatore, no, non so. No. Sono amico. Vero intenditore di calcio, potrebbe dare una mano a Minadeo. Speriamo che ti possano chiamare. Attenzione alla palla, il diagonale, fiacchissimo per fortuna di Morosini, e la parata di Furlan senza troppi problemi. E annotiamo il primo tiro in porta del secondo tempo, arriva al 48esimo. Ti aspetti qualcosa di diverso come tipo di partita, no? Partito del match? Sicuramente in questa fase si dovrebbe provare ad attaccare un po' di più, però non siamo partiti con la bava alla bocca. Sembra quasi che va di bene, nel senso, per carità. No, cioè, è un conto se sei in una situazione che magari non hai cambi, non hai qualcosa, però io qualcosina adesso tra poco devi cominciare a mettere mano. Ma già per chi sta giocando di dare qualcosa in più subito per dar tutto, perché poi magari un paio di cambi di giocatori freschi, visto che poi non hanno tutti questa... Bucano! Ionita può giocare la palla nel cuore dell'area e devi essere più veloce, però la palla su Mendoza che non ha un buon controllo, deve andare da Critta va fino in fondo, calcio d'angolo, dai, in qualche modo tanti non hanno 90 minuti 5 pari, cioè lo stesso Mendoza non è uno che fosse la prima partita che gioca così tanti minuti, qualcosina da mettere dentro secondo me, sì, cioè più che altro a livello anche di freschezza. Calcio d'angolo per il Lecco, dovrebbero essere 5 pari gli angoli in questo momento. Questo è il primo della ripresa, battuto corto per Critta che va sul primo palo, viene messa fuori la palla, poi Martic che apre su Marino, larga ancora perché è rimasto lì, Critta può mettere il cross sul secondo palo, non arriva nessuno a colpire di testa, rimane però in possesso il Lecco, no,
Perché non la giochi di taccoli che c'è il compagno Grassini male per adesso, non mi ha spinto tanto il primo tempo. Poco convinto. Mi aspettavo di più. Che però ti dico adesso a destra non c'è più Lepore che fondamentalmente è stato fatto fuori. Diciamo, chiamiamo i nomi con i propri nomi le cose. Chi gioca al posto di Grassini? Nessuno. Cioè non abbiamo un destro. Forse Polito può farlo, ma non lo so. Non so lì chi potrà. Probabilmente arriverà qualcuno dal mercato ancora. Non c'è neanche più Luchimai. Luchimai è fortunato. No? A meno che non vogliano poi recuperare Luchimai e puntare su di lui, ma non è che fino adesso Luchimai sia un altro che abbia fatto vedere cose turche. Enrico, buon giocatore che è andato in Moldavia, si riferisce agli Unita. Giancarlo, vediamo se quelli che si sono risparmiati adesso si svegliano. E sempre Enrico, si svegliano il 27 del mese quando ricevono lo stipendio. Mauro, c'è poco in panchina. E c'è in panchina, ma non... Chi ti cambia la partita di questi? Di Gesù, l'ultima partita è entrato bene Di Gesù, questo va detto. Può essere forse la prima opzione in questo momento. Zuberek male fino adesso quando è entrato nell'ultima partita, quando ha giocato titolare. Il Tordini visto nelle qualche partita fa ti avrei detto di sì, nelle ultime 2 o 3 non mi è piaciuto. Di Dio, è un po' un punto di domanda perché non l'abbiamo visto 5 minuti, forse 10 minuti, 2 partite fa, chi lo sa com'è. Anzi, poi quando è entrato ha fatto anche un po'... sì, non ha fatto bene. E poi c'è Galli sì, per dare un po' di... Sì, però non ti cambia la partita, certo. Può dare... intanto lancio lungo su Sipos che finisce però lungo. Ti può dare... se stai fiato, cambio, infatti, capito, gambe fresche. Se vai in vantaggio e vuoi magari gestire. Un po' gestirlo. Cambia 60esimo, scrive Ricky, ma Mauro gli chiede, ok, però chi? Galeandro. Galeandro, scusa, mi era sfuggito Galeandro. Però il Galeandro degli ultimi 2 mesi. I offensivi sono loro 3, lo so, Galeandro degli ultimi 2 mesi, ragazzi, non sposta nulla. E Zuberek, sono loro 3 i cambi. Però, per quanto ho visto negli ultimi 2 mesi, tra Zuberek, Galeandro e Tordini non ne fanno uno. Non ne fanno uno, ragazzi. Spiace dirlo, non gli vogliamo bene, però non sono in condizione di spostare le partite entrando dalla panchina. Non so cosa ne pensate voi a casa, diteci, ma questo è. Sì, perché poi comunque le occasioni per giocare, forse Galeandro è stato quello che comunque a livello di minutaggio è quello che ne ha avute di più. E tutto sommato ti dico, era anche uno di quelli che aveva anche fatto vedere anche qualcosa all'inizio. La prima parte di stagione è ottima di Galeandro, poi dopo si è inceppato. Si è fissato Zuberek, alle prime difficoltà della squadra. Zuberek sembrava che potesse essere lui il titolare, poi alla fine invece non... ti dico, Galeandro all'inizio sembrava quasi il leader tecnico della squadra, perché quando girava lui la squadra girava bene. Poi si è incrinato un po' tutto e si è perso via anche lui. Se chiama un calcio di punizione di basso dalla 3/4 che crossa basso, attenzione, poi Donadio prova il sinistro di controbalzo, viene però murato dalla difesa bluceleste. Sta succedendo poco o nulla in questa ripresa, quasi 10 minuti. Prendendo in mano il gioco, l'iniziativa, vedi che siamo lì, controlliamo, vediamo se... Andiamo in pausa e torniamo subito, vediamo se si sblocca un po' la situazione. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Riconquistiamo il pallone con Ionita che poi dall'indietro a Critta si fa vedere, però sbaglia il tocco Mendoza che ora è uscito un po' dalla partita secondo me. Volpe si sgola con Mendoza che dopo un discreto primo tempo in questi 10 minuti di ripresa ha sbagliato parecchi palloni. Cercano delle situazioni come questa, una palla che giochi di prima troppo complicato, fai 2 tocchi, no? Troppo complicato di prima per buttarla fuori fai 2 tocchi e ce l'abbiamo ancora noi.
Presenze allo stadio, Mauro, 2600 spettatori. 2682 mi pare, vado a memoria. 2626. Direi ottimo per il venerdì sera, poi con questo freddo. Sono numeri importanti. È peccato che la sì. squadra non... E li vediamo quando poi andiamo a Lumezzane, c'erano 500 spettatori. Non sia all'altezza di stiamo facendo di questi numeri. Facendo pena, e nonostante questo il pubblico non si è Se andiamo a sfollato. guardare gli anni precedenti, ne facciamo molti meno, ma Noi siamo andati avanti gli anni di D, ma anche gli ultimi anni di Serie C, i primi di D, con una media di 1200, 1300, adesso andiamo a 1500. avevamo Masini che ha fatto gol a Roma col stasera col Genoa. Avevamo Azzi. Primo gol in Serie A? Penso di sì. No, mai segnato. Sì. Avevamo Azzi, gente che gioca in Serie A. Marino prova il cambio di gioco, ma troppo sul portiere. Partita ora è veramente diventata... Che due quinti avevamo, Sì, Masini Azzi, da una parte Masini. e Azzi dall'altra. E Azzi che già ha un paio di stagioni che è protagonista in Serie A. E eravamo in C e non c'erano 2700 spettatori. No. Arrivavamo a 1500 nelle migliori giornate, mi ricordo. Tornando una cosa di noi quest'anno avevamo Bianconi che abbiamo lasciato andare. Bianconi è stato un errore, ragazzi. Che era l'ultimo marcatore che mi ricordo a Lecco è Bianconi. Sì. Non me ne ricordo. Bianconi lo riprenderei di corsa io. Mi ha lasciato andare via. Seguiamo la rimessa laterale per il Lecco, che ora deve provare veramente a dare un po' una scossa a questa partita, perché continuiamo in questi errori tecnici banali come qua Frigerio che non controlla. Però ti dico, vedendo anche l'atteggiamento, questa squadra a un certo punto nelle partite sono tutte state un po' uguali. Sembra mollare di testa, no? Ma ti dico, tu da allenatore non si dovrebbe vedere la mano di Volpe. Allora, se non si vede magari perché è difficoltoso lavorare dal punto di vista tattico, quello che vuoi, ma almeno dal punto di vista caratteriale non dovrebbe essere lui a parole di trasmettere qualcosa. Non lo sta trasmettendo. Non riesce. Cioè, è una squadra che comunque non si è vista la mano, cioè, da quando è arrivato. Quando è arrivato, che tu dici. D'accordo. Poi per carità, mille problemi, gli infortuni e tante cose, però comunque i giocatori quando sei arrivato non erano tutti rotti, cioè si sono rotti poi nel momento che comunque hanno iniziato a anche lavorare. Questo è vero. Giusto? Cioè non è che è arrivato e ha già trovato l'emergenza. 12, no, sei arrivato e ce li avevi tutti, poi se nel giro di 2 o 3 partite si sono spaccati tutti, qualcosa comunque. Mendoza al limite dell'area, abbiamo provato a far girare palla, Mendoza recupera, Ionita prova a calciare, viene murato. Abbiamo provato a girare palla qui, a muoverla lungo tutto il perimetro dell'area di rigore, ma insomma, sembriamo attaccare con diversi effettivi. Vediamo se costruiamo qualcosa di pericoloso. Critta, cross però sempre un po' così, non c'è nessuno. Per fortuna Gemang non si fida e allora mette in calcio d'angolo il sesto per il Lecco. Tornando al discorso, qualcosina è successo, perché senza dare colpe né a quello di prima e né a loro, però fisicamente non abbiamo mai dominato gli avversari. Perciò qualcosa di non, diciamo, che non ha dato, diciamo, i risultati che pensavano. E dopo i numeri sono quelli. Calcio d'angolo lungo, prova, ma viene anticipato, non riusciamo mai ad andare a colpire con qualcuno. Poi Marrone la gira all'indietro, un po' alla cieca, non trova compagni. Grassini si deve impegnare a non perdere l'1 contro 1 con Ongaro e va all'indietro dove c'è Polito che era rimasto ultimo uomo. Marino prova a salire, cerca e finta il cross, poi si allarga e allarga il pallone sulla destra per Grassini, che poi va a scontrarsi. La palla è buona ancora, Gemang la gioca, si lamenta Grassini che voleva fallo, però un po' troppo morbido Grassini, ci devi mettere un po' di gamba lì sul contrasto. Recuperiamo palla con la bella azione di Polito che prova a mettere dentro, non arriva però nessuno nel cuore dell'area su questa palla. Poteva essere una giocata interessante. Si deve impegnare Martic nel recupero, poi chiude
Non ho visto chi è un giocatore del Lecco che rimane a terra. Gomitata. Gomitata? Cazzo. In faccia? Adesso la rivediamo nel replay, vediamo. Sì, poi Allora, non so se l'ha visto. No, si scontrano. Si scontrano, gli frana addosso Lorenzini, Cannavaro. Si rialza Critta, che arrivava di gran carriera per coprire il compagno. Tanto 60 minuti, 61, non ci sono cambi né da una parte né dall'altra e non ci sono gialli né da una parte né dall'altra. Partita senza cartellini gialli. Questo fa abbastanza... Non ci sono stati interventi per adesso, diciamo... Però ti fa capire che non c'è quella... No, non c'è verba agonistica. Quella cattiveria di andare... Prova ad andare via Mendoza che viene trattenuto, e adesso per Ranieri direi che l'ho chiamato il giallo, cari ragazzi, e arriva inevitabile. E il primo munito della partita è il capitano del Novara, Ranieri. Dai, vediamo se cambiamo marcia, ragazzi, perché questa partita nel secondo tempo sta veramente deludendo. Ha un po' di campo, Mendoza scende, allarga a destra. Chi è? Grassini ha provato un tiro, ma è stato contratto subito. Poche idee ma confuse Grassini, mi sembra, per adesso. Come un po' la squadra, diciamo. Però lui soprattutto, secondo me, gli è riuscito veramente poco stasera, lì sulla destra. L'Ecco che tiene più palla adesso rispetto al Novara, però fatichiamo ad arrivare, quando arriviamo lì sulla tre quarti, poi fatichiamo a renderci pericolosi. Questa volta Sipos lavora un buon pallone, però brutto il controllo, ma recuperiamo in maniera fortunosa. Frigerio, ci alterna un giocatore del Novara e la palla messa dentro, ci sarà il settimo corner. Questa è una delle poche azioni dove siamo riusciti un po' a fare qualche passaggio. Sì, poi la palla arriva fortunatamente lì perché c'è una deviazione del giocatore del Novara, però abbiamo fatto qualche passaggio in più rispetto alle altre. Trasmesso poco, Mauro, sono d'accordo con te per adesso alla squadra, perché quando sei in difficoltà tecnico-tattica devi trasmettere qualcosa in più per dire, come diceva il mister prima, buttate il cuore oltre l'ostacolo, ma non si vede, devi buttarti nel fuoco in una situazione come questa, ma invece giochiamo in infradito. Il colpo di testa di Sipos, la palla è nel cuore dell'area, viene messa in rimessa laterale da un difensore del Novara. Martic, rimasto dal corner, lui là davanti, batterà la rimessa laterale, chiede palla a Critta, non viene ignorato, anzi non è Critta, non riesco a vedere perché c'è quel riflesso bianco. Mendoza, la palla lunga nel cuore dell'area con la rimessa, poi il colpo di testa di Frigerio che finisce a terra. Forse si lamentano anche i giocatori del Lecco. Ongaro, Marrone, bravissimo a guadagnare questo pallone. La partita di Marrone, parliamone, rientrava oggi con tutte le incognite del caso, invece bene. Andiamo in pubblicità, torniamo subito. Chi va alla ricerca della purezza. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente. Chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Più insidiosa. Allora, Ionita, ora l'Ecco che prova a chiudere dentro in un buon momento nella propria... Gli ultimi 30 metri in Novara, Critta col destro, non è il suo piede, la sventagliata, Grassini, qual è il piede di Grassini? Qui fa uno stop, ragazzi, che neanche in eccellenza, e poi si prende il giallo perché deve andare a trattenere Geman. Partita disastrosa di Grassini, Sì. Qui si è veramente guadagnato il giallo perché si aggrappa da Gemang che va via. Stop e poi ha voluto fermare. Ma ne ha sbagliati veramente tanti stop in corsa, ma anche quando era un po' più semplice la giocata, più elementare, non è stato in grado di tenere il pallone. 65 minuti, non ci sono ancora alle viste dei cambi. L'Ecco che sta recuperando palla con più facilità. Il Novara si è molto spento rispetto alla seconda metà di primo tempo.
Critta, la palla a sinistra. Rimane lì, viene servito. Sipos, cosa fai? Non è un tiro, non è un cross. Fuori. Peccato che si sia trovato lì Sipos, che non è magari il giocatore che deve andare a chiamare palla lì così defilato, perché poi non sa cosa fare. Era più una posizione di Ionita. Sì. È andato Sipos lì e Ionita è andato a attaccare l'area. E davanti la qualità è quella che è, adesso senza andare che può darti qualcosa in più. Sembrava un po' Zuberek all'inizio, che sembrava che all'inizio della stagione, dice. Che aveva qualche colpo in più, un po' più di qualità, però alla fine anche lui non è riuscito che ai piedi un po' meglio rispetto a non tantissimo, ma sicuramente meglio di Sipos come qualità. Però poi dopo Sipos dalla sua, che comunque quando sono passati via i palloni si è fatto trovare meno male. Sì, e Sipos poi c'è dalla sua anche il fatto che sembra vedere la porta, perché comunque i suoi 7 gol, sì. gli ha 8 gol, 7, non so quanti sono, 7, 8, ma meno male, li ha fatti. Se no eravamo dietro la Claudiense. Senza quei gol, i gol di Sipos, sì. Sì, poi i centrocampisti di gol non ne hanno portati. No, pochissimi, penso uno a testa. Forse un paio lui. Uno Frigerio, uno Ionita, o due Ionita mi sembra. Eccolo Marino, a proposito di centrocampisti, che allarga per chi è? Grassini? Sì. No, Polito che allora a destra le cose più interessanti quando Polito si sgancia in sovrapposizione per dar manforte a Grassini, quasi quasi le cose migliori le ha fatte lui. Dentro Ovuso per Morosini nel Novara. Morosini che si è visto poco, forse solo un tentativo di conclusione, poi poco altro. Non la migliore delle partite per Leonardo Morosini. Sì, ha fatto meglio. Classe 95, sono già 30. Ha fatto meglio Ongaro. Ongaro decisamente al di là del gol, meglio. Sì. Attenzione alla fisicità di Ovuso adesso, anche alla sua freschezza. Rimaniamo davanti per battere questa rimessa laterale con Polito. No, non c'è calcio d'angolo, si salva il Novara, Gemanga allontana proprio sul nuovo entrato, ma fanno buona guardia Martic e Marrone. E allora si riparte a destra da Polito, poi Sipos che viene fuori, lavora un buon pallone, Ionita la lascia scorrere perché c'è Critta, il numero 80 blu celeste, pensa al tiro, pensa alla passaggio, poi cerca l'imbeccata per Sipos che viene anticipato di un non nulla. Marino, la tentativo con il destro violento sulla schiena di Ranieri che si fa anche male. Critta, il forcing del Lecco e ancora una volta la grande giocata difensiva di Lorenzini che anticipa Sipos, non c'è fallo. Rimaniamo lì però. Ora il forcing del Lecco che prova a mettere alle corde il Novara. Dai ragazzi, Ionita la lascia lì. Marino aumenta i giri del motore, il Lecco. Critta, Ionita, tutto di prima. Marino a cercare l'ampiezza del campo. Polito, poi Polito fa una schifezza, una specie di tiro che finisce però in curva nord. Però ci sono stati 3 o 4 minuti di buona intensità del Lecco. 3 o 4 passaggi. 4 passaggi fatti come dovrebbe fare una squadra normale. Più che minuti. Ma soprattutto poi come dovrebbe fare una squadra che cerca di vincere. Cerca di vincere la partita. 3 o 4 giocate di prima, ci siamo un po' svegliati. Adesso speriamo di non tornare. Allora, Volpe dichiarò, scrive Mauro, che all'arrivo che lui era il Gattuso della Serie C, misi le mani nei capelli. Il Gattuso e la Volpe, fammi questa battuta. Trasmesso poco ai ragazzi in campo fino ad ora sì. Non lo ascolta nessuno, sottolinea Enrico. Aveva tutti i senatori della squadra contro. Vabbè, può essere. Mauro, dunque fino ad ora il lampo di Critta e basta. Come azioni, più o meno, sì. Se fa freddo ok, ma dobbiamo andare allo stadio.
Mauro, riassumendo. Enrico, ciao. Luca, al posto di Grassini, Magrin. Battuta, sì. Grassini male, fino adesso. Male. Faccio una provocazione. Vai. E Achille... Dentro di Dio, no. No, e a suo tempo Achille Mazzoleni al posto di Volpe? Non ci si è voluto forse credere, no? O per paure varie. Con la fame che può avere un Achille Mazzoleni di allenare il Lecco, di allenare professionisti. Io lì credo che sia stato... Che ha fatto 2 allenamenti che sono stati quelli poi della vittoria con l'Alcione, che però molto probabilmente ha trasmesso di più ai ragazzi. Mauro, provocazione approvata. Approvata? Sì. Io ti dico, io ho l'impressione che lì sia stata fatta una scelta... attenzione, perché proviamo ad andare sul fondo. Calcio d'angolo. Poco tecnica e più di pancia. No, ma sai, allora io prendo l'esempio. Ma sai che lui ha avuto dei problemi con parte delle tifoserie, quindi magari... No, certo, però magari è stato fatto quel tipo di scelta, secondo me. Io prendo l'esempio di Curioni della Pergolettese, aveva 3 punti, ne avevano 17, abbiamo gli stessi punti. Sì. Curioni non ha mai allenato il cioè era la prima esperienza. Ed è anche un tipo di allenatore che magari ha bisogno di un po' più di tempo perché costruisce, no? Sì. Polito cicca il pallone, non poteva andare a calciarlo. Achille è veramente bravo, adesso non perché sicuramente poi che non abbia mai allenato professionisti. Mauro ti appoggio, lo conosco da quando eravamo bimbi e le palle le ha scritte. Ha le palle, ma capisce di calcio, è stato giocatore, conosce l'ambiente, sicuramente i vecchi gli Tanto Martic mette fuori il pallone, che c'è? Qualcuno ha problemi? Giocatore del Lecco, poi andiamo in pubblicità, vi diciamo però chi? Polito, no, 26-8, Frigerio Di Gesù e Ferrini per Polito. Andiamo in pausa. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0 full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR per Lecco e provincia GP Car. Concorrezzo strada provinciale 13, Monza Melso 70. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. 16. Allora, dentro Ferrini per Polito, che è sembrato avere qualche problema muscolare, e dentro Di Gesù per Frigerio. Questa l'avevamo chiamata Frigerio male oggi. Vediamo se e Tordini per Mendoza. Anche Tordini per Mendoza? Me lo sono perso questo. Sì, abbastanza, diciamo, ruolo su ruolo. Sì. Però insomma stiamo giochicchiando adesso con interpreti nuovi, vediamo se intanto viene subito buttato giù, se non sbaglio Tordini al primo pallone toccato, va a prendersi un fallo importante Tordini, vediamo se ci regala qualche magia. Purtroppo non è ben visto dalla parentesi Como, Mauro. Sì, ma lui è di Lecco, sottolinea sempre alla fine del discorso suo. Che, vabbè, sì, che dice a un certo punto vanno superati. Anni però, sai... che vai a giocare è normale. Volpe era già stato scelto subito, solo che poi c'è stata l'occasione di Baldini. Scrive Denis. Sì, quello... Ma certo, perché comunque quello che aveva fatto con Lentella lasciava presagire, però magari lì da ex giocatore si era creata un'alchimia, una chimica diversa che qua per adesso non sembra esserci. Ma un'ossatura del territorio, cavoli dai Mauro. Sì, no. A livello di giocatori dici. Non è facile. Ma ci sono dei giocatori in Serie D più forti di quelli che abbiamo qua. Probabilmente sì. Allora, intanto seguiamo il calcio di punizione, c'è un colpo di testa, non arriviamo mai sulle seconde palle, allora prova a ripartire con velocità il Novara, la recuperiamo, Martic pasticcia un pochino, consegna la palla ad Osowu, poi bravo a recuperare, Tordini, 1-2, dai subito via il pallone, scusa, chi è quello con le scarpe? Di Gesù. Di Gesù, con le scarpe rosse. Sì. Cioè, se ti dico, andare in Serie D, tutte le scarpe rosse. Tu prendi Isella dalla Casatese, sì. ha più qualità di Sicos.
anche più gol forse. E anche più gol. Di Gesù insegue questo pallone in qualche modo. Sipos, c'è fallo. Calcio di punizione per il Novara. Partita che sembra... Questo è quello che è successo nel secondo tempo. 4 righe ho scritto io. Morosini che calcia fiacco in bocca a Furlan. Niente, l'unica occasione è quella. Abbiamo fatto un tiro. Niente. Tanto la Roma ha segnato il 2-1 sul Genoa. Vediamo anche questa notizia con uno splendido assist di Dybala e il gol di El Shaarawy. Dybala quando sta bene come adesso è uno spettacolo, direi il giocatore in Serie A più forte probabilmente. E pensa che non volevano rinnovare, no? Questa è la questione del contratto. Qui Tordini a prendersi un altro fallo. Noi Juventini lo rimpiangiamo ancora. Cioè io tutte le notti me lo sogno di Dybala, guarda. Vabbè. Ammettilo adesso anche in questa squadra di adesso. Fa la differenza nella Juve di adesso. I giocatori con la qualità è sempre merce rara. Sì. Pallone in verticale per Ionita che la lascia lì, Tordini si scontra ma è ancora Ionita che può andare a calciare. Ionita! E dove calci Ionita? In curva nord. Annotiamola questa conclusione, Sì. perché non c'è nient'altro. Da lui insomma un po' poco, troppo poco. Sì, perché se tutto quello che riusciamo a produrre nel quei 5-10 minuti che abbiamo giocato cercando di schiacciare loro, che è stato il massimo sforzo che abbiamo prodotto, ma non hai prodotto tiri in porta, nemmeno tiri, diventa difficile pensare di vincerla. Non che il Novara abbia fatto, non è successo veramente niente nel secondo tempo, cioè sembra che le due squadre, non dico che si stiano accontentando dell'1-1, ma poco ci manca in questa fase. Poi negli ultimi minuti probabilmente sta accadendo proprio anche questo. Noi va da subito, no? Dall'inizio, vabbè, ormai le partite le avevamo praticamente viste tutte. Sì. Non so se sei d'accordo, non c'è mai stata quella fame di squadra di andare a voler fare. Vabbè, le prime partite dice vabbè sono nuovi, poi prendevamo pochi gol, facevamo pochi, si dovevano conoscere la preparazione, però è stato sempre un crescendo, comunque senza cross direttamente su Minelli. Vai mister. Senza mai portare veramente delle partite giocate bene. Cioè io ti dico, l'ultima volta che ho visto il Lecco giocare bene è stato in casa col Venezia, che abbiamo fatto una partita sempre abuso con Maigrati. Tanto recuperiamo palla, sì, vai. Ma dico, non siamo più riusciti a creare una situazione di avere una squadra con un'idea di gioco, con qualcosa se perdiamo una palla sanguinosa. Perdiamo una palla sanguinosa, ne approfitta Calcagni per Ongaro al limite dell'area. Ongaro entra in area e poi Tordini in qualche modo colpisce lui e tra l'altro bravo perché o c'è angolo, no forse c'è angolo, no non c'è angolo, lui gliela fa carambolare addosso, no scusami non è Tordini ma Marino. Sì, gliela tirata addosso. Che fisicamente adesso lo ricorda, scarpe rosse, il 2 davanti. È rimasto a terra Ongaro. Stavo dicendo, con Maigrati comunque è vero, poi eravamo in caduta libera e non arrivavano i risultati, però a livello di gioco comunque giocavamo. Abbiamo espresso un buon calcio in quel periodo, direi, con lui e Bonazzoli. Abbiamo giocato bene, cioè la squadra aveva un'identità, aveva sicuramente anche più qualità, ci mancherebbe, però cazzo c'avevamo qualcosa.
basta, non abbiamo più giocato da quando siamo partiti quest'anno sia con Baldini che con Volpi. Forse abbiamo fatto la partita con l'Alcione, che sarà un caso, 3 allenamenti di Mazzoleni e abbiamo giocato a pallone, l'unica partita che abbiamo giocato a pallone, poi per il resto è sempre stato un po' di confusione, prima a 3, prima a 4, poi a 3, sia con Baldini che con Volpe, No, che abbiamo sono cambiato d'accordo non con so te. quanti moduli quest'anno. Tantissimi. Sì. Andiamo in pubblicità, ne parliamo quando torniamo. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate. Dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Contro Manoli poi. Assolutamente d'accordo. Rientriamo con Lecco che è davanti e prova in questa fase a creare dei pericoli. All'82esimo alla porta, all'area di rigore quantomeno. C'è un altro corner. L'area del Novara, ma senza troppa cattiveria. Dai, tiriamola fuori un po' questa cattiveria, ragazzi. Lì sotto l'obiettivo del nostro Matteo Bonacina. Va critta dalla bandierina. Il secondo palo, sempre loro. Poi il colpo di testa. Poi arriva Martic, la deviazione quasi davanti alla porta. Poi un colpo di testa, serie di colpi di testa. Critta si accontenta di un altro corner. Ci abbiamo provato. Altro corner sempre Critta col mancino. Niente, non arriviamo mai a calciare. Attenzione perché dobbiamo stoppare quantomeno, bravo qui Ferrini, il nuovo entrato, a stoppare la ripartenza del Novara possibile. Chi era che Martic che aveva provato? Sì, Martic. Tornando al discorso di territorio, avevamo un allenatore che è di Lecco, che è Alberto Colombo, che è un altro bravo, era a piedi e è andato a Monopoli, è primo in classifica, ex giocatore bluceleste tra l'altro. Sarebbe venuto a piedi a Lecco, perché Lecco e cosa dico, forse Colombo è anche lui uno un po' come Curioni che ti verrebbe a stagione in corso? No, a inizio anno, perché sono più giocatori che magari hanno bisogno di tempo per costruire un po' di più, no? Arrivava dall'esperienza di Pescara, sì, esperienze importanti comunque in piazze importanti. Poi vabbè, non è andato bene giù a Potenza, è cambiato subito, poi a Renate diciamo non ha finito la stagione, però quell'allenatore nessuno lo discute e a Lecco sarebbe venuto quest'estate, è andato a Monopoli. Cioè, questo per il discorso territorio che si diceva prima, di creare una situazione, di avere delle persone che comunque possono dare anche magari un qualcosa in più, che possono, diciamo, avere anche la voglia di dimostrare anche vicino a casa di essere bravi, senza dover andare a 800 km che sta facendo, che sta dominando il girone C, sono in testa con il Benevento, il miglior difesa del girone, dei 3 gironi di Serie C. Insomma, sono numeri importanti per una squadra che è partita per salvarsi. Ancora il Lecco a sinistra, Critta prova a mettere dentro il pallone, ciabattato da un difensore che allontana, poi prova a ripartire con un colpo di tacco per Ranieri. Recuperiamo solo in un primo momento il pallone. Ongaro si gira, restituisce palla al compagno, a Cailoti, però il Novara non ha fretta di accelerare l'azione offensiva. Va bene così, basso, Calcagni, ancora basso, Calcagni che va dall'altra parte a destra per Osobu.
Ovuso dentro e in qualche modo Ferrini riesce a contenerlo con un po' di fortuna qua col brivido. All'86esimo, allora da casa cosa ci scrive? Buio Pesto. Con Malgrati e Bona Azzoli si giocava, poi a gennaio distrutto tutto, Mauro. Sì, la storia purtroppo la conosciamo. Alf Brignos 22-23, il Lecco aveva 55 punti. A quest'ora? A gennaio? No, 55 punti sono tanti, cacchio. Ionita scende a sinistra. Non abbiamo identità e qualità, scrive Maurizio. A Santo Stefano si giocava a calcio, poi si è spenta la luce. Beh, l'anno scorso sì. Buio Pesto. Malgrado è un ottimo allenatore, poi sono un suo amico, Denis. Messo Stuff, Mauro, dentro Matteo Bonacina. E già lì, basta solo che varca. Dentro il pallone in diagonale, improvviso dalla destra, l'anticipo. C'è l'ennesimo calcio d'angolo per il Lecco. Deve solo varcare... Però Teo è un portiere, ve lo dico, non è un giocatore di movimento. Speriamo che segniamo, dobbiamo svegliarci, Denis. Mauro, allora scambiamo Beghetto con Remondina anni 90. Beghetto che è diventato un po' un oggetto misterioso negli ultimi mesi, diciamo. Calcio d'angolo sempre di testa, non ci arriviamo mai. Poi esce male il giocatore, ma non c'è fallo, cosa fischia? Si butta per terra, colpito da un moscerino. Minelli, arriva il fischio, vediamo. Ma no, tocca a lui il pallone qua, si butta per terra a fallo. Fuori tempo lui, fuori tempo. Non è andato addosso a nessuno. Vabbè, niente, tanto sta partita si sta spegnendo così, ragazzi, siamo all'87esimo. E secondo tempo, veramente io non ho ricordi di un secondo tempo in cui non è successo praticamente nulla come questo, nulla. Allora, se è una squadra che deve lottare col coltello tra i denti come coltello l'ha lasciato a casa qua, nel cassetto, ieri Volpe, mi sembra che qualcosa qualcosa manca, al di là della qualità, stiamo parlando di atteggiamento, assolutamente. E non dai mai l'impressione di poter aggredire questa partita per dire no, vado a prendermela la vittoria, e invece no. Ci prova Marino, centra per Tordini, dai Mattia, calcia Tordini, la parata del portiere in angolo, non un tiro irresistibile, però quantomeno ci prova a calciare da fuori Tordini. Possiamo segnare così adesso. Dentro Martic, dentro Sipos, vediamo. Non arriviamo sul pallone. Tra l'altro non ci arrivano nemmeno foto del nostro buon Matteo perché in effetti dalle sue parti non siamo andati spessissimo, soprattutto negli ultimi 20 minuti. Un minuto alla fine, vedremo poi l'entità del recupero, siamo curiosi anche di saperlo, ma insomma non crediamo in un recupero molto robusto, probabilmente 3 minuti. Cerca e trova Di Gesù che ha toccato pochi palloni dal suo ingresso alla rimessa laterale. Il Lecco può chiudere quantomeno questa partita, chissà, davanti. Ionita ha toccato tanti palloni nella ripresa ma senza creare grandi pericoli. Ancora lì al limite dell'area, perdiamo palla, prova a partire forte Osobu e poi viene Ovuso, scusate, continua ad anagrammare Ovuso in Osobu. Cartellino giallo per... Di Gesù o Martic? Martic, credo. C'è un altro cambio. 3, e te l'ho detto, 3 di recupero. 3 di recupero. Ranieri, Grassini, Martic li ammoniti. Galli per Marino.
al 91esimo? Che senso ha? Presa per il culo. Dici? Sì. Sempre abbastanza umiliante per i giocatori, insomma, questo atteggiamento degli allenatori quando ti mettono dentro. Un conto se stessi vincendo, anche dici porto via, rubo un minuto, mezzo minuto, ma siamo 1-1. Tentativo di alleggerimento del numero 24 Ghiringhelli che è entrato, ce lo siamo persi. Nessun problema naturalmente per Furlan. Un minuto se n'è già andato, ne restano 2, 120 secondi. Galli tocca il suo primo pallone, critta male col destro, poi la girata di un giocatore del Novara, ma la partita, insomma, diciamolo, è già sull'1-1, è già finita di fatto, no? Sì. Non c'è veramente quella verve per cercare, attenzione alla ripartenza possibile del Novara al limite dell'area. La conclusione ci deve mettere invece i guanti. Attenzione che a momenti Ovuso impegna severamente Furlan. Nel recupero. Quindi 12-6 gli angoli per il Lecco. Seguiamolo questo corner perché potrebbe essere l'ultima azione della partita. Palla pericolosa, respinta, poi ancora messa dentro, allontanata e poi un tentativo nuovamente contrato. Marti ci allontana, non riusciamo però a ripartire. Allora alleggerimento di Obuso con la palla che poi finisce nella disposizione ancora del Lecco, che ci prova, la palla quasi dell'Ave Maria, dentro per Sipos. Attenzione, nel limite dell'area non arriviamo mai a calciare, qui costretto al fallo Sipos. Ma io direi che su questa chance possibile si chiude. Rivediamo il tiro di Owusu con Furlan che copre bene sul primo palo. E qui direi che mister è finita. Sì. Secondo tempo disarmante, veramente, non è successo nulla. 2 tiri adesso negli ultimi 5 minuti, ma... Vediamo, no? Si gioca ancora, recuperiamo palla, prova Tordini, non trova il compagno e io direi che forse qui c'è ancora 10 secondi, 30 secondi probabilmente. Ma... Ghiringhelli la mette dentro, di prima intenzione fortunatamente non c'è nessuno. La fa scorrere, poi guadagniamo la rimessa laterale. Qui finisce la partita, fischia dalla GA 1-1 tra Lecco e Novara. Che fatica, che pena nel secondo tempo, diciamo, che pena, perché è veramente un secondo tempo di bruttezza inenarrabile. E qui non è successo veramente praticamente nulla. Qualche fuoco d'artificio, se vogliamo definirlo così, 2 tiri in porta, uno per parte negli ultimi 5 minuti, ma troppo poco veramente. Fausto, a breve chiamiamo Albino, vediamo un po' anche da lui se dalla tribuna hanno avuto la nostra stessa sensazione di una partita veramente con poco. E andiamo poi a chiudere questa nostra trasmissione questo venerdì sera freddo, questo venerdì sera che non ci ha regalato i 3 punti, un brudino caldo nemmeno, se vogliamo. Ciao Ste, ciao mister, ciao Mauro. Made in Tokyo forse 7, voto al calciomercato di gennaio che ha portato 6 giocatori, forse 7, ma per adesso aspettiamo, giudichiamolo alla fine del mese, io direi. Per adesso le partite che abbiamo visto non benissimo i nuovi, va detto, perché oggi insomma non mi sono piaciuti. Grassini male, Marino forse l'unico che salvo, Sì. Perché ha giocato una quantità industriale di palloni, Sì. come vuole anche un po' il ruolo che ricopre di in mezzo al campo. Ferrini non giudicabile, è entrato un quarto d'ora. Sì. Brutta prestazione Maurizio, sì, un'altra, amarezza anche oggi, Giancarlo sperava in una presa diversa. In casa bisogna vincere, concordiamo, invece la ripresa si è afflosciato come un fiore ormai
appassito il Lecco in questa ripresa. Va sotto la Nord a prendersi, secondo me, non stiamo sentendo, ma qualche fischio, qualche contestazione, perché insomma non c'è la bava alla bocca, non c'è il fuoco negli occhi, non c'è nulla in questa squadra. Non c'è quella grinta, quella voglia di andare. Una partita così la devi cercare di sbranare, perché il Novara ha visto oggi È una partita che poi una squadra onesta, ma niente di più, che si è accontentata nella ripresa di prendersi il punticino. Io vedo che camminano in campo svogliati, Giulio, non siamo lontani. Guarda, non siamo lontani. Quando c'è stato il cambio del mister, che abbiamo giocato con l'Alcione, che l'Alcione è un po' più forte del Novara, come c'era, gioco, c'era un qualcosa di diverso. Sono d'accordo. Al di là del risultato, no, che poi hai vinto, sicuramente poi dopo il risultato un po' condiziona, però vedevi che c'era quella voglia di dimostrare, di voler fare, che non c'è più. Non c'è. È come se tu non vuoi, cioè, sono d'accordo con te. Non vuoi dimostrare niente all'allenatore, alla società, ai tifosi, cioè, e dici cavoli, ma tutti così, anche quelli nuovi, anche quelli vecchi, cioè non vedi quel qualcosa che ti lascia sperare, dire vabbè, andrà meglio la settimana prossima. Qui è una sofferenza di partita in partita. Cioè, oggi dici, magari domenica facciamo meglio, a vedere come siamo andati, cioè andati con la Triestina a giocare così, non so, poi magari faremo un altro pareggio, non lo so. Non riusciamo a chiamare Albino, allora se non riusciamo facciamo un po', appunto, un po' una chiosa finale con te, mister. La domanda che ci si pone, no? Non sono cose che vorremmo, cioè nel senso, che vorremmo dire, però sarebbe stato più bello essere qua a dire stiamo andando bene, abbiamo giocato bene, siamo forti, ci stiamo divertendo, cioè penso che la ma cosa... si può uscire da questa situazione, perché poi non vediamo, sai, avessimo fatto una bella partita come dici tu, 1-1, dici però ci sono i motivi per essere ottimisti per il futuro, ma vedendo sempre la stessa prestazione, cioè adesso per carità nessuno vuole giudicare, noi siamo siamo qua anche per giudicare, anche senso, quello, diciamo, però noi vediamo solo la partita, non vediamo la settimana, non vediamo come si allenano, cosa fanno, tutte le varie dinamiche che comunque ci sono, però i risultati in campo, per quello che si vede, non corrispondono a quello che magari dalla settimana, per come ci raccontano, che fanno, che lavorano 24 ore al giorno, che fanno, però alla fine sul campo non si vede. Sono d'accordo con te. Questo non è una critica, è una constatazione di quello che si percepisce da quello che si dice in conferenza stampa a quello che poi sul campo danno i giocatori, perciò un qualcosa c'è che va sistemato. Vediamo se cambierà qualcosa. C'è gente che è pagata apposta per far quello, e sicuramente a loro il compito di risolvere il problema, perché è un peccato vedere una squadra, come dicevi tu prima, 2600 spettatori, che poi vedono queste partite nella ripresa, cioè pagato il biglietto, l'abbonamento. Insomma. Vabbè, ha vinto il freddo, come sottolinea il nostro amico Maurizio da casa. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, continuate naturalmente sempre numerosi a seguirci, vi vogliamo bene, grazie a mister Giulio Invernizzi. Ciao Stefano, ciao a tutti. Grazie a Fausto Riva dalla regia, noi torniamo sabato o domenica prossima, vado a memoria, domenica prossima, quindi tra una decina di giorni, per raccontarvi la prossima partita del Lecco. Buon weekend a tutti, perché c'è tutto il weekend davanti. Ciao! Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.